Buongiorno, eccoci in studio e benvenuti a questo Focus. Oggi ci occupiamo di estorsione e usura. Sempre più commercianti e famiglie cadono nella morsa del pizzo, lo sappiamo soprattutto in Sicilia, pochi gli imprenditori che denunciano e preferiscono mettersi a posto, come si dice, e quindi pagare. Ne parleremo oggi, questo pomeriggio, con Enzo Guarnera, che è avvocato dell'Associazione Legalità e Giustizia. Antimafia e Legalità. Antimafia e Legalità. Grazie per essere con noi, soprattutto per chi non conoscesse Enzo Guarnera, è un avvocato, da anni si è battuto sempre per le vittime della mafia e soprattutto è stato anche avvocato dei collaboratori di giustizia, nonché appunto anche i suoi impegni istituzionali. Insomma, è una persona informata sui fatti, potremmo dire, da anni il suo impegno lo conosciamo. Grazie anche a Totò Cernigliaro, che è presidente dell'Associazione Solidaria di Palermo, credo di aver detto giusto. Buonasera anche a lei. A voi tutti. Bene. Grazie dell'invito. Bernardo Raimondi, che è un artigiano, ci racconterà la sua storia, che è stata difficile e che è iniziata ben 15 anni fa. Partirei da un dato e sentirei Totò Cernigliaro, perché in questi giorni la cronaca ci ha fatto scoprire vari casi appunto di 3 imprenditori che nel quartiere della Noce hanno denunciato e fatto arrestare i loro strozzini, ma non soltanto, anche c'è un collaboratore di giustizia, Brancaccio, luogo dove l'estorsione è di casa, potremmo dire. Insomma, c'è qualcosa che si sta muovendo a Palermo? Sicuramente sì, non siamo certamente fermi a 20 anni fa. I cittadini oggi sono sicuramente molto più fiduciosi nelle forze dell'ordine, che hanno dimostrato una capacità e un'attenzione in fase di indagini, per cui abbiamo avuto nel corso di almeno 15 anni da questa parte tantissimi arresti, anche di eccellenti, che ovviamente questo ha dato molta fiducia alle persone che si rivolgono appunto con maggiore frequenza alle forze dell'ordine. Chiaramente è una minoranza, perché purtroppo sappiamo bene che la lotta alla mafia non è solo una questione penale, non è solo una questione di repressione, ma anche una questione culturale, che evidentemente serve più tempo per dare i suoi frutti. Enzo Guarnera, a Catania qual è la situazione invece? E come si coniuga l'antimafia con la legalità? Ma intanto diciamo che Catania purtroppo non è come Palermo. Io da Palermo apprendo che vi sono alcuni che si ribellano e denunciano. A Catania da diversi anni questo non accade più e io ho un'esperienza che per molti versi è emblematica di questo. Si nega l'evidenza. Noi come Associazione Antimafia e Legalità, tra i nostri impegni abbiamo quello di girare nelle vie commerciali della città, portando il dépliant illustrativo della nostra associazione con gli scopi sociali. Entriamo nei negozi, parliamo con i titolari e diciamo: guardate, noi siamo un'associazione che si occupa di assistere coloro che denunciano l'usura e l'estorsione. Sappiamo che il fenomeno è diffuso, se voi avete questo problema ditecelo, noi vi assistiamo gratuitamente, perché lo facciamo come volontariato. Tutti coloro che sinora abbiamo sentito, e sono decine e decine, hanno negato di avere il problema. Perché un'esperienza particolare? Perché poi ricorderanno quanti vivono a Catania che c'è stata un'indagine che ha coinvolto il presidente di Confindustria De Martino, sì, uno dei leader della logistica. Sì. De Martino si scoprì che per 20 anni aveva pagato un clan mafioso che teneva sotto estorsione un'intera zona della città, zona nella quale noi eravamo passati alcuni mesi prima
entrando nei negozi e ricevendo la risposta non abbiamo il problema. Poi emerge che erano loro ad avere il problema. Questo cosa significa? Significa che c'è una paura da una parte, forse c'è anche oggettivamente una sorta di connivenza. Perché dico oggettivamente? Altra esperienza che mi fa pensare molto sui cittadini catanesi, almeno sugli operatori economici. Alcuni teorizzano la tangente, il pizzo alle cosche mafiose, perché qualcuno mi ha detto: guardi avvocato, noi preferiamo dare 100-200 euro al mese, però siamo tranquilli tutto l'anno. E questo ci costa meno di un'assicurazione contro il furto o contro l'incendio. Quando si teorizza la illegalità come sistema di protezione, vuol dire che ancora c'è un problema serio, ma un problema serio culturale. Catania purtroppo è così. Non riusciamo a smuovere le coscienze. Lo diceva anche appunto Cernigliaro, è un problema culturale, un problema anche che potremmo dire radicato e diffuso. Vorrei sentire Bernardo Raimondi. La sua è una storia che è legata soprattutto alla sua difficoltà in un certo momento della sua vita economica, e lei poi si trova in mano agli strozzini, dunque una storia di usura. Sì, diciamo è iniziato come usura. Poi anche come estorsione, anche se deve iniziato il reato di usura. La sentiamo male, deve avvicinarsi al microfono perché sennò non la sentiamo più. Così mi sente? Sì, perfetto. Diciamo che è iniziato come il reato di usura per necessità, anche se poi c'è stato un reato di estorsione non riconosciuta agli processo e cose varie, per tante cose. Questo perché succede? Succede perché è arrivato a un certo punto l'artigiano, quello che ha veramente bisogno, viene lasciato completamente solo, indifeso, cioè le banche le chiudono le porte, i confidi pure, è costretto ad andare a bussare persone che sicuramente non lo dicono. Questo succede anche tuttora. Ecco, non è che forse ancora lo dico nei miei occhi. Purtroppo la sentiamo malissimo, però abbiamo compreso, e a questo punto Totò Cernigliaro, mi scusi, le volevo chiedere, c'è un problema appunto anche legato al sistema bancario, perché la legge antiusura del 96, però qual è il reale sostegno e qual è il meccanismo, diciamo, che porta poi anche a situazioni estreme come quella del quest'artigiano? Sicuramente noi abbiamo un grosso problema nel sistema creditizio. Negli anni 90 è stato affrontato con la legge 108 del 96 che ha in qualche modo imbrigliato le banche al rispetto di alcune regole e questo ha sicuramente migliorato il quadro generale rispetto alle banche. Tuttavia c'è un problema di accesso al credito per una parte importante della società che non riesce a essere soddisfatto per una serie di regole, peraltro anche imposte da regolamenti europei, che in qualche modo lasciano a se stesse le imprese e i cittadini in difficoltà. E questo chiaramente poi è uno dei motivi per cui i soggetti in difficoltà si rivolgono agli usurai. C'è però anche un aspetto più generale che riguarda la legislazione di sostegno alle vittime di usura, ma anche quella riguardo alle estorsioni, che in qualche modo sono ormai datate e forse servirebbe una riflessione più ampia da parte di tutto il sistema anti-racket e anti-usura per un loro aggiornamento, perché molto spesso ci ritroviamo a non poter aiutare
le vittime come meriterebbero, proprio perché la norma è nata in un contesto, le norme sono nate in un contesto che non è più quello attuale. Quindi c'è bisogno di aggiornarle, Avvocato Guarnera, queste norme, e soprattutto lei che ha incontrato molti commercianti, molti operatori economici, cos'è che spinge poi cosa ha rilevato lei, cosa le raccontano, a parte quello che diceva prima che insomma è gravissimo, ma c'è anche la paura di alcuni che magari dice io vorrei ma poi mi sento, no? Ho lasciato solo, comunque non ho la forza per poi contrastare quello che mi viene, mi spara la vetrina, mi minaccia proprio a me, alla mia famiglia, insomma ci sono anche questi meccanismi. Certo, ci sono questi meccanismi, c'è probabilmente anche una questione che riguarda la normativa che va sistemata, ma io tengo soprattutto a sottolineare un dato culturale. Purtroppo vi è diffusa la cultura della illegalità come sistema di vita. Racconto un episodio che ho raccontato altre volte, forse mai in questa televisione. Alcuni anni fa, una insegnante, quindi non parliamo di una persona che non ha studiato, ha avuto dei problemi di natura penale con un familiare e mi raccontò una cosa che stentavo a credere, che poi ho verificato anche nella difesa di alcuni collaboratori di giustizia che mi hanno confermato il meccanismo. Nel sistema dell'usura, qualche cosca mafiosa non utilizza soltanto i propri capitali di provenienza illecita, ma anche capitali che provengono da cittadini catanesi. Vale a dire, se io ho un risparmio di 10.000 euro, anziché portarlo in banca, dove l'interesse è minimo, lo conferisco alla cosca mafiosa, la quale fa un gruzzoletto col mio risparmi, con i risparmi suoi, con i risparmi di altri, e poi questo montepremi illecito lo presta a usura e a me, che ho conferito 10.000 euro, garantisce in un anno un interesse quantomeno doppio di quello della banca. E allora vi sono cittadini che scelgono di finanziare il meccanismo dell'usura perché ci guadagnano anche loro, quindi anche loro diventano di fatto usurai, ma non se ne rendono conto. Quindi questa cultura della illegalità, che è abbastanza diffusa, almeno a Catania, ma credo ovunque purtroppo, poco scoperta e poco indagata, determina poi una difficoltà a denunziare. Se c'è un meccanismo che garantisce guadagni illeciti a soggetti formalmente incensurati e insospettabili, ma perché questi soggetti poi dovrebbero denunciare l'usura o l'estorsione? È un circuito perverso che determina questa situazione. Quindi c'è un serio problema di formazione, innanzitutto etica, dei cittadini, a partire probabilmente dalle scuole dei ragazzi. Ultima notazione: chi subisce questi atti indegni di usura ed estorsione e ha il coraggio di denunciare o vuole denunciare, dovrebbe rivolgersi ad associazioni serie. E devo dire purtroppo che associazioni anti-racket e anti-usura serie ce ne sono, ma altre purtroppo hanno dato cattiva prova di sé. E questo diventa un motivo di scandalo e di sfiducia dei cittadini che vogliono denunciare. E questo è un altro tema che va affrontato con grande serietà. Bernardo Raimondi, lei diceva prima che si è sentito solo, abbandonato, ma ha ricevuto qualche sostegno e quale, se c'è stato? Ho avuto un aiuto da parte tramite l'associazione anti-racket, anche grazie all'associazione del dottor Cenigliaro. Un aiuto da parte, stato come mancanza diciamo, di guadagno, ma niente ecco, di particolare. Io, tanto per dirne una, io oggi ho dovuto chiudere l'attività, ho dovuto vendere tutto per sopravvivere e vivo di elemosina. Dopo sono invalido in parti, vivo con la pensione di invalidità. Voi sapete benissimo
E dico questo, un artigiano, io sono l'unico in Sicilia che fa vedere dal vivo come si fa a mano con la gilla, perché dopo aver cominciato è stato abbandonato. Dopo aver denunciato non abbiamo capito. È stato abbandonato. Ah, è stato abbandonato. Io ho perso anche amici, parenti, clienti, ho avuto altri intimidatori abbastanza pesanti, come che mi hanno sparato pure. Però oggi ecco, sono completamente solo, ho dovuto chiudere e vivo tramite le offerte delle persone. Totò Cernigliaro, chiedevo a lei quante sono le storie simili a quelle di Raimondi? Beh, quelle che emergono non sono tante, ma sicuramente sono tante quelle reali, perché ovviamente il sistema è un sistema assolutamente sottostimato rispetto alle denunce che emergono appunto in sede giudiziaria. Il problema è sicuramente enorme, soprattutto in questa fase ormai diciamo, abbastanza costante di crisi che si susseguono, no? Che sono sicuramente quelle che più colpiscono le famiglie e le imprese. C'è da dire, per esempio, che sul tema dell'usura noi abbiamo una legislazione che spinge le vittime di usura a denunciare, ma solo se sono operatori economici. Quindi tutte le famiglie che si rivolgono agli usurai non hanno alcun sostegno. Questo è anche uno dei tanti limiti della legislazione attuale. Certo. Enzo Guerrera, no, voleva completare? Sì, stavo per aggiungere un'altra cosa. Sì. Il reato di estorsione, scusatemi, la legge di sostegno alle vittime di estorsione partiva da un presupposto, che chi denunciava subiva un danno, l'incendio, il furto della merce o altro. Questo, almeno nel nostro territorio, non succede più. Per cui ci ritroviamo in una situazione per cui le vittime che denunciano non hanno un sostegno reale, perché non hanno un danno. Ecco perché servirebbe una legge, cioè un sostegno che nasca dalla di favore, cioè aiutare questi soggetti che hanno il coraggio di denunciare, ma a prescindere dal danno economico che si subiscono. Questo potrebbe favorire la collaborazione dei cittadini. Enzo Guerrera, lei diceva molto appunto l'aspetto della culturale, però tanti anni di suo impegno, cosa serve per poi cercare di affrontare, di far uscire, di far emergere e di cambiare soprattutto, perché una svolta ci deve essere, cioè non si può sempre, sono anni che ne parliamo, no? Di essere sempre schiacciati da questi fenomeni. Ma sicuramente occorre da parte dello Stato un controllo maggiore del territorio. Per debellare totalmente non lo so, è molto difficile, ma in maniera consistente le cosche mafiose che di fatto controllano larghe fette dell'economia, cittadina, ma non solo a Catania. Con la tolleranza, metto tra virgolette questo, spesso, di alcuni pubblici poteri, perché qui c'è un tema che attiene anche alle mie conoscenze quale difensore di oltre 100 collaboratori di giustizia nel giro di una trentina d'anni, che alcune cosche malavitose hanno di fatto il sostegno di pezzi della politica, perché i voti transitano. Ci sono indagini anche in corso su questo. Quando facevo l'esempio prima dei cittadini cosiddetti per bene, onesti, incensurati, che portano i soldi alle cosche mafiose affinché con quei soldi facciano l'usura e poi diano interessi elevati, questo ha un ritorno in termini di voti, perché se io mi candido al Consiglio Comunale di Catania e mi rivolgo
al clan X affinché mi portino dei voti, ma i voti me li porta anche contattando quei cittadini onesti che hanno conferito i loro risparmi, perché di fatto questi cittadini sono alle dipendenze della cosca, perché dalla cosca ricevono gli interessi. Certo, quindi... E allora, se il capo cosca mi dice guarda, tu devi dare il voto a Enzo Guarnera, ma io perché non glielo devo dare? Certo, perché ho un utile. Il capo cosca mi dice questo, faccio quello che mi dice lui. Quindi vi è un mondo sotterraneo impalpabile che va scoperto e sgominato. In parte attraverso i collaboratori, e poi è un altro tema Sì, appunto. che è lungo, però in parte anche attraverso indagini che andrebbero approfondite con strumentazioni tecniche che probabilmente ancora le forze dell'ordine non possiedono. Ci fermiamo, brevissimo stacco e poi ritorniamo di nuovo in studio. Eccoci in studio, stiamo parlando di usura, estorsioni, pochissimi minuti alla fine, chiedo quindi di essere abbastanza concisi. Intanto Bernardo Raimondi, lei vuole lanciare un appello, ci ha detto che insomma si trova in gravissime difficoltà economiche. Io intanto volevo dire che denunciare non è una questione di convenienza, è una questione morale che ognuno di noi dovrebbe fare quando si trova in una situazione come la mia, come è stata la mia. E non solo questo, ma dovrebbe essere aiutato soprattutto nell'ambito lavorativo, che solo il lavoro può dare dignità alla persona. Oggi sono arrivato al punto che sto perdendo la vista, per esempio, tanto per dirne una, perché nemmeno gli occhiali da vista. Ecco come mi sono ridotto. Dall'indifferenza dell'istituzione, della Caritas e di tutti altri. Chiarissimo, chiarissimo. Totò Cernigliaro, una ultima battuta finale. La vuole dare anche lei insomma, anche sull'azione che si può fare concretamente? Voi lo fate, diciamo, con la vostra associazione, che ricordiamo solidaria. Come dicevo, la lotta alla mafia e a questi reati infami, diciamo, che sono l'usura e l'estorsione, necessitano sicuramente di un'azione repressiva, ma soprattutto di un'azione culturale. È per questo che Solidaria da ormai 20 anni promuove nelle scuole il premio Libero Grassi, che ora da 3 anni è stato anche dedicato alla vedova di Libero, Pina Maisano Grassi, proprio per far crescere quella cultura della legalità e dell'impegno civile, che sono i veri strumenti per sconfiggere la mafia e tutto quello che è contorno a tutto ciò. Perché se noi non possiamo pensare che in una società in cui abbiamo i livelli corruttivi che vediamo ogni giorno nelle cronache e pensare che poi si possa invece avere la collaborazione dei cittadini nello sconfiggere determinati reati. Cioè è un sistema globale che dobbiamo affrontare culturalmente. Un imprenditore nella marcia contro l'usura, la mafia, a Corleone ultimamente c'è stata, diceva non sono nessuno. Lui aveva denunciato, era riuscito a fatica a rimettersi in piedi, anzi aveva fatto risorgere la sua azienda, quindi aveva anche questo e gridava non sono nessuno. Sì, perché c'è questa sensazione dell'abbandono non solo istituzionale talora, ma anche rispetto al consenso nei confronti di coloro che denunciano, perché chi ovviamente vive una cultura della illegalità più o meno strisciante non tollera che vi siano alcuni che si facciano paladini di una cultura diversa. È un lavoro difficile che va affrontato. La nostra associazione Antimafia e Legalità, oltre che girare nei negozi per sensibilizzare spesso invano i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori,
Da molti anni va nelle scuole, ha un progetto di presenza nelle scuole per parlare con i ragazzi di questi temi, della legalità a 360 gradi. Altra cosa che voglio dire, io faccio un appello, approfitto di questo momento pubblico, a Catania, e non solo a Catania, se qualcuno avesse un problema e ritrovasse una dignità, perché occorre ritrovare la propria dignità di essere umano, per uscire fuori da questo perverso circuito dell'usura e dell'estorsione, sappia che può fare riferimento anche a noi, non solo a noi, come associazione. Ci trova su Facebook, trova i nostri indirizzi, trova le nostre email, il nostro numero telefonico, il telefono dell'associazione ce l'ho io unitamente al mio cellulare. Se qualcuno avesse il problema, faccia una telefonata, mandi un'email, massima discrezione e, devo dire, occorre anche spirito di servizio e professionalità, perché chi denuncia ha bisogno di essere assistito da avvocati seri, da commercialisti seri, spesso anche da psicologi. Assolutamente, certo. E noi siamo qui per fare questo. Insomma, le associazioni come la sua, quella Solidaria a Palermo, ma ce ne sono anche altre qualificate, una per tutte a Dio Pizzo per esempio, no? Possono rappresentare dei ganci ai quali attaccarsi nei momenti veramente di difficoltà. Io ringrazio intanto Bernardo Raimondi per la sua testimonianza, grazie, mi auguro di ascoltarla, di risentirla magari e sapere qualche notizia positiva per la sua condizione, grazie per quello che fa anche a Totò Cernigliaro quotidianamente, grazie a Enzo Guernera, grazie anche a chi ci ha ascoltato.